amici di Bella Sicilia, abbiamo da poco lasciato i laghetti di Marinello, ai piedi del Santissimo Santuario del Tindari, e ci dirigiamo alle grotte di Mongiove. Restate con noi in diretta per vivere questo grande momento di natura, di bellezza della nostra costa, che lascia a bocca aperta tutti. Stiamo per vivere un momento davvero unico, visitare... È uno dei posti che noi preferiamo qui nella zona, appunto venire qui a fare il bagno appunto nelle grotte qua di Mongiove, perché oggi la giornata è un po' cupa, ma solitamente col cielo aperto il mare è davvero, per me, caraibico e non ha nulla da invidiare alle isole Eolie. E poi ti permette di fare anche un po' di snorkeling, perché ci sono tanti scogli, c'è tantissima fauna, fare, non so, pesca subacquea, immersioni, cioè, la costa ti offre veramente tanti punti per poter apprezzare quello che è il mare, a partire da Patti fino ad arrivare ai laghetti di Marinello. Impossibile non emozionarsi al cospetto di questa riserva naturale. Ah sì, diciamo che questi sono luoghi incantevoli, luoghi che bisogna almeno visitarli una volta per capire e apprezzare ancora di più quello che la Sicilia e il nostro territorio sono in grado di offrire. Ci spostiamo dai laghetti di Marinello verso San Giorgio, che è un tratto di costa veramente bellissimo e di notevole caratura, sia dal punto di vista ambientale che naturalistico, ricco di biodiversità, e quindi è un luogo da visitare, non si può stare senza visitarlo. Ed il fatto che sia raggiungibile solo in barca ha preservato ancora di più la natura incontaminata, intatta, non c'è... Le grotte si possono attraversare a piedi, ora le cominciamo a vedere a uno, e a pochi passi dal casello dell'uscita autostradale di Patti, andando a Mongiove, troviamo due bar, in questo caso il bar Grotte e Terrazze di Giove, che lì potete noleggiare delle sdraio, dei lettini o anche delle canoe, appunto per poter raggiungere queste zone qui. Ora, una delle mie preferite è quella che troviamo subito alla nostra sinistra. E guardate, amici di Bella Sicilia, il video di oggi dal mare siciliano tanto amato, dalle zone del Messinese uniche. Questi punti sono raggiungibili, sono via mare, oppure è possibile arrivare ad Oliveri, che ci sono dei barchini che fanno appunto come se fossero degli autobus e accompagnano appunto le persone in questi punti qui, o dal Lido Belvedere o dal Pellicano, se non erro. Guarda quest'arco qui di fronte a noi. Queste le cose sono tutte ispezionabili, si entra da un lato e si esce dall'altro lato. San Giorgio e davanti ci sono anche tantissimi noleggiatori che fanno le escursioni su questo tratto di costa, quindi potete noleggiare delle barche per conoscere appunto queste zone. Intanto oggi siamo ospiti di Davide, cantiere nautico Marinello. E restate con noi perché prossimamente un tutorial davvero speciale che vi immergerà a 360 gradi. La canoa, hai visto? Ci arrivano comodamente. Guardate.
Qui vediamo un'altra lingua di sabbia. Questa che vediamo qui invece in che tratto siamo? Si chiama valle. Valle. La chiamano valle. Questa si può raggiungere invece con la macchina, però è qui sempre una riserva naturale, quindi diciamo che è vietato. Dovrebbe lasciare a piedi. Per quello che ne so, esatto, bisogna raggiungere, diciamo, a piedi, però come vi ripeto, il punto più vicino è arrivare a Mongiove, zaino e spalla, Che dietro costume, attraversiamo tutte quelle varie grotte che vediamo di fronte a noi per poi raggiungere questo tratto di spiaggia oppure comodamente in canoa o in barca. Lì poi c'è uno scoglio che adesso ci avviciniamo lentamente, che la chiamiamo caffettiera. Quando eravamo piccoli lo raggiungevamo per farci tutti. Ed ora allora ci dirigiamo in quello scoglio, restate con noi. Nel frattempo condividete il video, fateci sapere cosa ne pensate di questa passeggiata su questo tratto di costa che collega San Giorgio di Giosamarea a Patti. Come dicevamo prima, restate in nostra compagnia perché presto un tutorial. Siamo entrati nell'azienda che oggi ci ospita in questo viaggio e abbiamo scoperto passo dopo passo come nasce una barca. Vi sveleremo tutto in un video futuro, quindi restate con noi anche per visionare quel contenuto importante. La prima è Vulcano, sono 12 miglia proprio, precisi fino al faro. Poi da lì sulla sinistra ci spostiamo e vediamo Lipari, Salina. Oggi c'è un po' di foschia, ma invece sul lato destro di Vulcano cominciamo a vedere Panarea, Basiluzzo e Stromboli. Quello di fronte a noi invece, quel punto è Capo Calavà. Un punto dove noi di solito con i nostri amici ci ritroviamo appunto in barca per vedere uno dei tramonti più belli. Invece dal lato opposto troviamo Milazzo, Capo Milazzo, da quella parte. Un'altra bellissima riserva naturale Con le piscine di Venere, la Baia del Tono. Tutte grotte, guarda, proprio lo vedi. Guardate quest'altro tratto di spiaggia. Ed ecco le grotte di Mongiove. La famosa caffettiera. Quella è la famosa caffettiera. Guarda. Esatto, posso qui di fronte a noi, quella c'è. E lì quei due liti di cui vi parlavo prima. Poi tra l'altro, sempre qui a Mongiove c'è un fantastico albergo, si chiama Best Western. Veramente fatto bene. Si trova proprio in cima. Non so se riesci a vederlo da qua su. Best Western, terre di euro. Guardate le grotte, un primo piano a questo angolo di natura davvero suggestivo. La grotta a Capocalavate. Capocalavate. La grotta di Adienera. Poi da qui, quello è Patti, è proprio la città di Patti e lì in cima c'è la cattedrale.
Quella è proprio la cattedrale di Patti, abbiamo il vescovo qui. Guglielmo Giambanco, che è amico di Bella Sicilia e che salutiamo. Noi invitiamo tutti a seguirci su Bella Sicilia, salutiamo tutti per il momento. Grazie. Un caro saluto Alla prossima. e continuate a seguirci, i video continuano, grazie.